Vincitore, 23 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloci, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2012. Quest'oggi continueremo la nostra avventura in single player affrontando il 16° Gran Premio, ovvero il GP di Corea. Come potete ben vedere ci ritroviamo al terzo posto per quanto riguarda la classifica piloti, mentre il nostro caro Jenson Button ricopre la quarta posizione e ci ritroviamo a una ventina di punti l'uno dall'altro, anche di meno. Quindi adesso vedremo di affrontare il 16° Gran Premio nella maniera migliore, però prima vedremo un po' di capire più o meno le caratteristiche di questo circuito andando nella sezione informazioni. Vediamo un po'. Inizia il giro di prova al circuito di Yongam in Corea del Sud, uno dei nuovissimi tracciati progettati da Herman Tilke ed estremamente impegnativo per i piloti. Durante le qualifiche cerca di acquistare velocità verso l'ultima curva per sfruttare al meglio il rettilineo. Il DRS e il KERS sono disponibili. La corsia dei box è sulla destra, a sinistra c'è il cartello dei 100 metri. Rallenta e preparati ad affrontare la prima curva. Vai in seconda, presta attenzione al controllo del retrotreno a metà curva e lanciati nel lungo rettilineo che conduce alla terza curva. Il giorno della gara questo tratto potrebbe rivelarsi fondamentale per effettuare eventuali sorpassi, ma se devi difenderti è molto dura. Scendendo verso la curva guarda a destra e vedrai il cartello che ti indica quando frenare. Appena prima del segnale dei 100 metri, frena in linea retta, scala in seconda in corrispondenza del punto di corda e accelera in anticipo. Non salire troppo sul cordolo in uscita o rischi di far slittare le ruote della vettura. Invece avrai bisogno di tutta la trazione possibile per affrontare la collinetta che porta alla quarta curva. Rallenta ancora del tutto, metti la prima e tieniti alla sinistra della pista per poi allargarti nella curva numero 5. Ripeti la procedura, ma questa volta vai a destra per allargarti sulla sesta curva. Mantieni la concentrazione, è una serie di curve molto insidiosa. Nel tragitto verso la settima curva il DRS è attivo, quindi spingi al massimo. Muoviti a destra e poi a sinistra, sali fino in settima e punta verso il lato sinistro. Mantieni questa velocità, ma non esagerare e muovi la vettura a sinistra prima di rallentare ancora e scalare in seconda. Si avvicina all'11ª curva, la più difficile del tracciato. Qui è facile sbagliare, quindi limita la velocità a metà curva prima di spostare leggermente la vettura a destra in prossimità della 12ª curva. Fai attenzione al cordolo in uscita o potresti finire sul muretto. Nella 13ª curva è molto importante mantenere la velocità prima di rallentare all'uscita della 14ª, in modo da riportare la monoposto sul lato destro per allargarsi in vista di questa doppia curva a sinistra. Controlla il retrotreno perché in questa fase le ruote posteriori sono estremamente sollecitate. Spingi al massimo in vista dell'ultima curva a destra, sposta la vettura a sinistra, attiva il DRS e preparati a concludere il tuo giro qui al circuito. Come potete ben vedere il nostro tracciato della Corea è molto ma molto insidioso, ma soprattutto molto particolare, che lo caratterizza molto all'interno dei circuiti di Formula 1 e secondo me è uno dei migliori presenti all'interno di tutto il game. L'unica pecca è che c'è un monsone che ancora ci segue dal Giappone e come potete ben vedere abbiamo 19 gradi centigradi con una bella pioggia intensa che farà implementare le gomme da bagnato per l'intera durata del Gran Premio, che sono circa 14 giri. Quindi vediamo di lanciarci immediatamente nei nostri box Williams e di capire più o meno l'assetto che sono riuscito a stilare. State a vedere. Eccoci all'interno dei nostri box Williams. Come potete ben vedere i nostri cari meccanici ci seguono sempre. Abbiamo il nostro Pelatone alla nostra destra, abbiamo anche il nostro caro Pastor Maldonado pronto appunto nel suo pad, nella sua cara autovettura, che quest'oggi partirà dalla 13ª posizione. Ci farà un po' di concorrenza perché partiremo ben 4 posizioni indietro, ovvero alla 17ª posizione, quindi siamo un pochino come dire limitati, però a termine gameplay vi voglio fare vedere proprio un'immagine, come dire un breve video delle qualifiche, dei risultati delle qualifiche ovviamente della settimana scorsa, dove ovviamente vi farò vedere certamente il tempo che sono riuscito a stilare e soprattutto la differenza che vi è tra il mio tempo e ovviamente quello degli avversari. Vi è una differenza proprio di un decimo di secondo, mezzo decimo di secondo, davvero una cosa impressionante. Credo che il mio miglior tempo sia stato di 1,41 e 400, quindi davvero tutti ci aggiriamo intorno a quel tempo, quindi 17ª posizione in compagnia di un ottimo assetto stilato appunto quando ovviamente vi era un tempo abbastanza diverso, ovvero vi erano circa
30 gradi e vi era un sole che spaccava le pietre. Abbiamo un angolo alettone anteriore e posteriore che ovviamente si ritrovano molto bassi per sfruttare il lungo rettilineo di 1,2 km che abbiamo appunto nel primo settore per raggiungere la velocità di circa 320 km/h. In seguito una frenata molto bilanciata sul posteriore per ottenere vantaggio per quanto riguarda il sovrasterzo, accompagnati da una pressione elevata per sfruttare ovviamente le grandi frenate dopo il termine di questi enormi rettilinei. Per quanto riguarda il bilanciamento ho utilizzato, come dire, la barra antirollio anteriore e posteriore molto sull'elevato in modo tale da avere una grande reattività della vettura a discapito dell'aderenza in curva. Quindi cercheremo di essere molto più competitivi per quanto riguarda la nostra trazione, soprattutto nel primo settore, nel secondo settore che abbiamo bisogno davvero di un'enorme spinta. Per quanto riguarda le sospensioni abbiamo utilizzato una vettura molto bassa quest'oggi in modo tale da renderla più scattante, molto più attiva, soprattutto per quanto riguarda la molla anteriore che è molto più rigida della posteriore per ottenere molta trazione nella sezione numero 2, ovvero dove ci sarà la sezione della collinetta per affrontarla nella maniera adeguata. Per quanto riguarda il cambio stiamo utilizzando delle marce molto lunghe che si alternano più o meno di 30 km/h l'una con l'altra in modo tale da ottenere la massima velocità. Credo che col bagnato arriveremo massimo a 300 km/h senza l'utilizzo del DRS, poiché è negato appunto per la presenza di questo dannato tempo. Per quanto riguarda il motore utilizzeremo la quinta testata al 99% di integrità che eroga una potenza quasi massima, quindi non avremo problemi, mentre per quanto riguarda l'allineamento mi sono basato molto sull'accelerazione in rettilineo e sulla stabilità in rettilineo, poiché questa pista ovviamente presenta numerosi tratti con curve molto lunghe e soprattutto rettilini concreti. Allora, vediamo di capire più o meno la strategia che utilizzeremo quest'oggi. Certamente col bagnato io direi di continuare con la nostra strategia prudente per gestire al massimo il carburante ed evitare di rimanere, come dire, a secco. Per quanto riguarda la gara, i nostri cari meccanici ci affermano che sarebbe meglio utilizzare i pneumatici intermedi. Forse la pista non è così tanto bagnata come dicono, forse continuerà a essere bagnata col passare del tempo e quindi forse ci dovremmo fermare per un cambio gomme, ma non si sa mai. Quindi vediamo di scendere all'interno della nostra 17ª posizione e vedere cosa fare. Il trio dei piloti più veloci con 1,39 di tempo circa sono Hamilton, Vettel e Fernando Alonso. Vediamo di scendere in pista e ricoprire la nostra posizione, vedremo quello che riusciremo a fare. Il nostro obiettivo è il 12° posto, però ricordate che dobbiamo certamente superare Jenson Button. Allora vediamo quello che possiamo fare. Dannazione, in questi ultimi Gran Premi volevo beccare un po' di tempo sull'asciutto per essere competitivo al massimo, invece maledizione ci ritroviamo sempre con questo bagnato. Allora eccoci all'interno della nostra 17ª posizione, come potete ben vedere la visibilità è ridotta a zero, abbiamo una leggera pioggia che ci tocca il casco, mamma mia, 5 semafori accesi ed ecco che inizia il Gran Premio di Corea. Le autovetture lasciano la loro postazione di partenza. Hülkenberg, Maldonado, vediamo di tenere ancora un po' di KERS per la sezione del rettilineo. Attenzione, ci troviamo un po' all'interno, vediamo che possiamo fare. Partiamo come dei razzi. Michael Schumacher ottava posizione, abbiamo utilizzato tutto il KERS disponibile. Jenson Button quarta posizione, vediamo se ce la possiamo fare. Perez sesta posizione, vediamo un po', prendiamo la scia, abbiamo una schiera di piloti davanti a noi, siamo più veloci, forza che ce la facciamo a passare in mezzo. Vettel terza posizione, si tenta un passaggio all'esterno, mamma mia, contro Fernando Alonso, oh mio Dio, si toccano gomma contro gomma, si esce addirittura fuori pista, si riesce a rientrare, seconda posizione, mamma mia. Lewis Hamilton ricopre la prima posizione con la sua grande autovettura, vediamo quello che riesce a combinare, vediamo quello che siamo riusciti a fare in questa prima parte del circuito. Attenzione, dobbiamo mantenere la concentrazione perché ovviamente non è finito il tutto, abbiamo ancora 14 giri disponibili, stiamo attenti perché l'aderenza è ridotta a zero, devo frenare quasi al punto tale da fermarmi. Attenzione, eccoci, partiamo a tutta manetta. Allora vediamo un po' come va il carburante, 4 giri disponibili, danni, siamo ovviamente a zero, la temperatura delle gomme e del motore sta per adesso alla norma, vediamo di continuare verso queste prime curve che ci porteranno adesso al secondo settore. Stiamo molto attenti a dosare l'acceleratore in queste prime chicane che ci accompagneranno adesso agli altri rettilinei che comporranno la pista nel terzo settore. Allora, seconda posizione, terza Fernando Alonso, cerchiamo di sgraffignargli il secondo posto in modo tale da ottenere le nostre massime possibilità per quanto riguarda la classifica costruttori e la classifica piloti. Molto bene, vediamo di continuare su questa posizione un po' difensiva perché Lewis Hamilton andrà come un treno. Allora la nostra strategia carburante prudente è proprio ideale per queste, come dire, fasi difensive della nostra gara. Vediamo di continuare da questa parte. Mamma mia, il circuito della Corea è proprio uno dei miei preferiti, mamma mia, quando l'ho giocato sull'asciutto nella sezione delle qualifiche davvero raggiungevo velocità impressionanti. Vediamo di continuare, si vede proprio una leggera foschia sul fondo, forse c'è un po' di sole disponibile. Allora vediamo quello che combina il nostro
caro Fernando Alonso dietro di noi con la sua Ferrari, ci annusa il posteriore. Attenzione, vediamo un po' che possiamo fare. Lewis Hamilton si sta allontanando, cerchiamo di andare piano, perfetto, tutta manetta, cerchiamo di stare attenti adesso in questa prima fase del primo settore. Date un'occhiata alla velocità massima, a quanto riusciremo ad arrivare, circa 300 km orari. Vediamo un po' che possiamo fare. Fernando Alonso viene distaccato parecchio, mamma mia che potenza la Williams quest'oggi, secondo posto per adesso sul podio, però dobbiamo mantenere la concentrazione. Attenzione, il prossimo Gran Premio sarà quello di Indianapolis, sicuramente ci sarà un miglioramento per quanto riguarda le nostre strutture, i nostri ingranaggi, forse qualcosa inerente ai pneumatici. Vediamo di continuare, ancora sotto il muretto Allianz ci avvicineremo certamente al secondo settore. Diamo un'occhiata, ok, stiamo molto attenti, mamma mia, si perde un attimo l'aderenza, oh mio Dio, vediamo di continuare anche da questa parte, perfetto. Adesso vediamo cosa che riusciremo a fare nella sezione della collinetta. Fernando Alonso alla nostra sinistra, probabilmente tenta un sorpasso, ma è costretto a rientrare in scia appunto per la nostra eleganza nell'utilizzare la trazione al massimo. Vediamo di continuare anche vicino alla sezione numero 2, eccoci vicino alla curva numero 6 e 7, stiamo molto attenti, è davvero molto particolare. Di solito io credo che all'interno del circuito di Gyeongnam, ovviamente della Corea, è importantissimo non utilizzare quasi mai il freno, ovviamente dosare l'acceleratore in modo tale da affrontare le curve senza mai frenare, però ovviamente in queste condizioni meteorologiche è certamente necessario utilizzare il freno. Attenzione, si esce un attimo fuori pista, si perde un attimo di aderenza e Fernando Alonso ne approfitta, anche se siamo riusciti a migliorare il nostro tempo. Lo ritroviamo a 2 decimi di secondo dalla nostra posizione. Vediamo di continuare, mamma mia che rischio, stavo per finire fuori pista, c'era davvero una vera e propria pozzanghera sotto le mie gomme. Abbiamo il nostro caro Jenson Button che si ritrova alla quarta posizione, quindi dobbiamo stare molto attenti, cercheremo di distanziarlo al più breve. Attenzione, vediamo un po' che cosa possiamo fare dietro di noi, ancora Fernando Alonso che ci segue. Di gara hanno disabilitato il DRS a causa delle condizioni meteo. Come avete ben potuto sentire, il nostro caro DRS come dire, è stato negato proprio per le condizioni meteorologiche. Dobbiamo continuare così, attenzione al carburante, cerchiamo di impostarci sulla miscela normale perché ancora abbiamo ben diversi giri da affrontare. Teniamoci tutto il KERS disponibile appunto per la seconda sezione e soprattutto per il terzo settore. Attenzione, Lewis Hamilton ormai è andato avanti, però sarà anche un bene che Lewis Hamilton continui a stare appunto al primo posto, proprio perché il nostro Fernando Alonso si ritrova ricopre la prima posizione nel campionato costruttori, quindi sarebbe davvero un'ottima cosa se riuscisse a mantenere la prima posizione Lewis Hamilton. Bene, vediamo di continuare, perfetto, sicuramente se riuscisse, oh mio Dio, attenzione, Fernando Alonso tenta un attacco all'esterno, anzi all'interno, vediamo un po', è costretto a rientrare proprio per il circuito, proprio per l'integrità della nostra autovettura, è costretto, attenzione, probabilmente tenterà un sorpasso all'esterno, continua a seguirci, eccolo lì, abbiamo il suo alettone proprio appunto nel nostro retrotreno. Vediamo di stare molto attenti, siamo ancora al quarto giro, la gara è molto lunga, siamo a circa un quarto del nostro Gran Premio, mamma mia, però date un'occhiata com'è pieno lo stadio, com'è pieno il circuito, date un'occhiata, davvero gli spalti sono pieni di persone anche con questa grande pioggia. Vediamo di continuare, sicuramente al prossimo Gran Premio cambieremo emisfero e spero proprio che questo dannato monsone non continui a seguirmi, perché davvero altrimenti dovrò costruire un ombrello da mettermi sulla macchina per tutti questi dannati Gran Premi con la pioggia che ho beccato. Vediamo di continuare, la seconda posizione va più che bene per aumentare le nostre possibilità, siamo riusciti a migliorare addirittura il tempo e a distanziare Fernando Alonso di un secondo circa. Vediamo di continuare, oh, sempre in questa dannata curva, meno male che siamo riusciti a riprenderci, la nostra trazione, la nostra aderenza è fondamentale, continuiamo così, perfetto, calma, oh mio Dio, ci siamo alzati da terra, ci siano 20 centimetri, continuiamo, perfetto, passiamo sotto questa grande arcata coreana, probabilmente vediamo un po' il nostro tempo, siamo riusciti a migliorarlo di un decimo circa, quindi vedremo adesso quello che potremo fare. Attenzione, ancora i nostri pneumatici, adesso dovrò controllare la loro integrità, la loro temperatura e tutto il resto. Vediamo un po' come vanno, perfetto, mi sa che stiamo andando molto bene. Abbiamo il pneumatico posteriore sinistro che è stato sollecitato parecchio nelle chicane, quindi potete vedere che si sta usurando, però per quanto riguarda il carburante ce la stiamo cavando. La posizione teorica era il 19esimo posto, quindi ce la stiamo cavando molto ma molto bene. Vediamo di stare attenti, ormai Lewis Hamilton sta girando in solitario, come dire, nei primi posti, mamma mia, dobbiamo utilizzare il nostro KERS nella maniera migliore, gomma contro gomma, Fernando Alonso è stato costretto a rientrare in scia, mamma mia che potenza quest'oggi questo fantastico motore Renault, come spinge alla grande. Abbiamo perso davvero parecchio, potete vedere gli errori sono sempre dietro l'angolo, il giro precedente siamo riusciti ad avere un grande vantaggio, invece adesso l'abbiamo perso, maledizione. Attenzione, Fernando Alonso tenta il sorpasso, è costretto a rientrare nuovamente, ci siamo quasi fermati, maledizione, dobbiamo mantenere il controllo, ho perso davvero parecchio, devo continuare a mantenere la concentrazione, cerchiamo di stare attenti da questa parte, perfetto, grande azione della nostra Williams, difensiva, cerchiamo di mantenere il vantaggio anche nella sezione del rettilineo dove siamo ovviamente più potenti, grazie al nostro
nostro alettone che è molto basso. Perfetto, attenzione da questa parte, ancora il tempo non accinge a fermarsi, continua a piovere in una maniera proprio dannata, vediamo di stare attenti adesso da questa parte. Benissimo, perdiamo addirittura un po' di aderenza, vedete in questa sezione appunto non, oh mio Dio, non mi accingo a frenare a meno che la macchina non mi scappi appunto fuori dalle mani. Attenzione, oh mio Dio, stiamo molto attenti da questa parte, ritroviamo Fernando Alonso ancora a 4 decimi di secondo da noi, proprio attaccato al nostro sederone come una cozza, dobbiamo stare attenti. Oh, attenzione, altra sezione del terzo settore molto complicata, vediamo di continuare. Oh, attenzione, adesso daremo un'occhiata al nostro tempo per capire più o meno quello che abbiamo fatto. Sicuramente abbiamo perso 1-2 secondi in questo giro, maledizione. Vediamo un po', il nostro miglior giro è stato di 1,53, vediamo un po', abbiamo perso circa un secondo, maledizione, ho tardato davvero tanto. Vediamo un po' quello che possiamo fare adesso, cerchiamo di migliorare, andiamo nella maniera migliore. Perfetto, dobbiamo utilizzare un po' di KERS per dare un po' di spinta alla nostra autovettura. Jenson Button quinta posizione, mamma mia, attenzione, ecco, potete vedere come distanziamo Fernando Alonso nel rettilineo, anche se probabilmente sta utilizzando tutto il KERS disponibile per avvicinarsi, questo è un bene. Vediamo un po' come vanno i nostri pneumatici, al quinto giro si risente un po' di usura, soprattutto nei pneumatici anteriori. Attenzione, oh mio Dio, si becca il cordolo, vediamo di accelerare al massimo, si distanzia ancora Fernando Alonso che si ritrova al terzo posto. Vediamo quello che possiamo fare, siamo quasi a metà gara, abbiamo ancora circa 8 giri da affrontare, siamo riusciti, come potete ben vedere, a migliorare davvero di parecchio. Benissimo, stiamo molto attenti, ok. Questo setup non ve lo consiglio, ragazzi, per il bagnato, se può. Attenzione, attenzione, Fernando Alonso tenta un sorpasso appunto tramite il nostro errore vicino a questa curva. Ecco, siamo riusciti nuovamente a ristabilirci. Questo setup non ve lo consiglio per questa gara, ovvero questo è un setup esclusivamente per asciutto, l'ho cercato di adattare appunto sul bagnato, cercavo di fare meglio in qualifica, però come potete ben vedere non ci sono riuscito. A fine gameplay vi farò notare appunto i risultati che sono riuscito a ottenere, appunto le differenze con gli altri piloti. Si esce un attimo fuori pista, sicuramente Fernando Alonso cercherà di prendere il vantaggio. Mamma mia, devo riuscire a concentrarmi, maledizione. Vediamo di continuare, abbiamo perso parecchio adesso. La pioggia addirittura è aumentata, come potete ben vedere, forse anche per questo i pneumatici intermedi non vanno più bene, non vanno più bene i pneumatici intermedi, si è perso addirittura un altro secondo circa. Mamma mia, continua dietro di noi Fernando Alonso a beccarci proprio come un vero e proprio avvoltoio, stiamo proprio attenti da questa parte. Mamma mia, potete vedere che l'integrità della pioggia, anzi l'intensità della pioggia è aumentata parecchio. Sicuramente avremo bisogno dei pneumatici da bagnato, però io ancora non intendo fermarmi finché non lo faranno gli altri. Ancora siamo riusciti a distanziare Fernando Alonso in queste ultime 3 chicane che ci hanno consentito di recuperare qualche decimo di secondo. Consumo di carburante. Non ho capito, probabilmente mi ha detto di limitare il consumo di carburante. Adesso daremo un'occhiata più da vicino a quello che sta succedendo nel nostro piccolo serbatoio. Ancora 3 giri disponibili, perfetto, quindi ancora il nostro carburante c'è, ci fa sentire anche la sua presenza emotivamente, ci dice di continuare anche se continuiamo a effettuare dannati errori in queste prime parti del circuito. Lewis Hamilton è a circa 10 secondi da noi, ha preso davvero il largo, però dobbiamo mantenere la seconda posizione, che è davvero un ottimo risultato. Perfetto, cerchiamo di spremere adesso la vettura al massimo in questo primo rettilineo. E ancora Jenson Button quarta posizione, è riuscito a effettuare un ottimo sorpasso probabilmente su Mark Webber, e quindi questo ci potrebbe garantire una grande posizione a fine partita. Ok, attenzione, vediamo un po' che riusciamo a fare. Abbiamo a un secondo il nostro Fernando Alonso, attenzione, vediamo che no, maledizione, ho accelerato un po' troppo. Queste 2 dannate curve anche in qualifica mi limitavano, proprio perché sembrano appunto che lasciano un grande spazio per l'accelerazione, invece sono curve dove uno deve rimanere con gli occhi appunto spalancati per non accelerare appunto in maniera decisiva. Ok, vediamo di stare attenti adesso in questa ultima fase del secondo settore, dove arriveremo immediatamente alla sezione delle 2 chicane. Attenzione, oh mio Dio, stiamo molto attenti da questa parte, che prima abbiamo effettuato un bruttissimo errore. Ancora il grande serpentone dietro di noi continua ad evolversi, la testa del serpente mi sa che ormai è scappata, si ritroverà a bazzicare per le prime posizioni. Infatti il nostro Lewis Hamilton sarà arrivato già al terzo settore, però a noi non importa, a noi importa mantenere la seconda posizione. Infatti una fantastica partenza, addirittura siamo riusciti a migliorare ancora di un secondo al giro precedente. Vedete un po' gli errori come vengono rimediati con la concentrazione. Andiamo ancora, siamo al sesto giro, perfetto, stiamo molto attenti adesso. Oh mio Dio, si perde un po' di aderenza, attenzione, perché sento anche, come dire, la pioggia come continua a sbattere sul casco. Mi dovrei comprare anche un piccolo tergicristallo da mettere appunto sulla visiera. Ancora Fernando Alonso dietro di noi, si nota appunto il suo casco azzurro. Mamma mia, abbiamo migliorato di 7 decimi di secondo, vediamo di continuare.
Probabilmente dice che il nostro Fernando Alonso è su di noi, maledizione, avrà impostato la modalità del motore al massimo, mamma mia, anche Jenson Button, una lotta a 3, vogliono appunto questo secondo posto. Probabilmente se riuscissimo a mantenere la seconda posizione arriveremmo a fine gara con, come dire, l'offerta McLaren, potrebbe essere l'offerta Mercedes, potrebbe essere davvero un'ottima opportunità. Vediamo di continuare, forse ho visto qualcosa che non mi piace di dietro, ho visto qualcosa che non mi è piaciuto, vediamo che è successo, c'è proprio una lotta a 3, Fernando Alonso, Jenson Button e Mark Webber. Probabilmente Fernando Alonso è, come dire, interessato a difendere la sua terza posizione e quindi ci sta lasciando un bel po' di spazio, come potete ben vedere. Davvero un'ottima mossa, vediamo di stare attenti. Oh mio Dio, si perde aderenza, le gomme slittano e siamo costretti a frenare in maniera concreta. Attenzione, davvero col bagnato è complicatissimo guidare, soprattutto in queste curve che chiedono proprio accelerazione, chiedono velocità, chiedono spirito al pilota, e sicuramente tende a farlo, ma nel momento in cui si ritrova questa dannata acqua è impossibile realizzarlo al massimo. Vediamo di continuare, attenzione, si deve frenare in maniera concreta da questa parte, vediamo un po' quello che si riesce a fare. Sicuramente abbiamo perso qualcosa nel primo settore, ma nel secondo l'abbiamo riguadagnata. Ancora Fernando Alonso cerca di recuperare vantaggio su Jenson Button, adesso è costretto anche a lasciarci un po' di tregua, potete vedere che è molto lontano dalla nostra posizione. Adesso andiamo a concludere anche il settimo giro, in arrivo anche l'ottavo, vediamo un po', ma Lewis Hamilton proprio non si accinge a perdere un colpo, proprio davvero una bomba quest'oggi. Attenzione, si sporca un attimo il pneumatico anteriore destro, attenzione, probabilmente le gomme saranno abbastanza surriscaldate. Ok, calma, e davvero le gomme da bagnata andrebbero davvero bene, solo che devo cercare di limitarmi con le gomme intermedie proprio perché non voglio perdere troppo tempo ai box. Vediamo di continuare, ancora Fernando Alonso dietro di noi cerca di seguirci, adesso si avvicina sempre più, ottavo giro, siamo riusciti a migliorare ancora di più il nostro tempo, questo è davvero un'ottima notizia. Vediamo di continuare adesso, calma che Fernando Alonso è accanto a noi, probabilmente entrerà il sorpasso, è a 3 decimi di secondo, mamma mia, ancora dietro di noi, vediamo se possiamo distanziarlo un bel po'. Deve limitare il consumo di carburante. Sicuramente ci ha detto qualcosa il nostro caro, come dire, ingegnere su Fernando Alonso, forse deve limitare l'uso di carburante perché il nostro caro serbatoio sta davvero molto bene, stiamo girando da circa 5 giri con la miscela normale, quindi vi ricordo che in confronto a Lewis Hamilton che sta utilizzando la miscela elevata stiamo davvero, come dire, risparmiando tanto carburante per gli ultimi giri, quindi ancora ci ritroviamo in condizioni tali da recuperare un bel po' su Fernando Alonso perché sicuramente lui sta utilizzando la miscela elevata per recuperare, ma la nostra grande abilità difensiva ci permette di mantenere un alto profilo davanti a lui. Vediamo quello che possiamo fare adesso da questa parte. Oh mio Dio, abbiamo rallentato un po' il nostro giro, vediamo di continuare. Addirittura ecco che si beccano Jenson Button e Fernando Alonso, probabilmente Jenson Button non vuole rimanere sempre alla quarta posizione, intende soprattutto un sorpasso perché lui lo sa ovviamente quello che sta accadendo soprattutto nelle scuderie, soprattutto sa di perdere il posto se dovessi riuscire a vincere questa gara o almeno arrivare secondo, terzo, quindi cerca sicuramente di ostacolarci. Ancora Fernando Alonso dietro di noi cerca di mantenere il passo a stento nei confronti di Jenson Button che se lo ritrova attaccato dietro come un mastino inferocito, date un'occhiata sempre dietro di lui. Attenzione, li ritroviamo tutti molto vicini, proprio sto con un'ansia davvero molto elevata perché lo ritroviamo sempre dietro di noi, pronto a scrutare il nostro piccolo e minimo errore per superarci. Attenzione adesso nella sezione del terzo settore, ma questa dannata pioggia proprio non si accinge a smettere, questo dannato monsone sempre sopra la nostra testa, abbiamo la nuvola di Fantozzi che ci segue, maledizione. Attenzione, ho rallentato davvero parecchio proprio perché stavamo perdendo aderenza, se avete ben potuto vedere, diamo un'occhiata all'integrità dei pneumatici, adesso la vita inizia a farsi un pochino più dura, potete vedere che i nostri pneumatici ne risentono, date un'occhiata, adesso l'aderenza non è più quella dei primi giri, abbiamo i pneumatici anteriori e posteriori molto usurati, quindi sicuramente l'aderenza va un pochino a scarseggiare. Vediamo di stare attenti, soprattutto tenere la nostra arma segreta, il nostro KERS sempre in tasca. Vediamo ancora molto lontano da noi Fernando Alonso, non è stato ancora un problema in questo primo settore. Nono giro su 14, siamo molto vicini al termine della nostra gara e speriamo che riusciamo a mantenere sempre questo secondo posto. Attenzione nelle vicinanze della nostra prima curva che ci aprirà l'accesso al nostro secondo settore, vediamo di mantenere sempre un alto profilo. Vi ricordo che il nostro posto ideale era il 12° previsto dai cari analisti della nostra cara scuderia. Attenzione, mamma mia, vedete un po' la grande pressione elevata dei nostri freni come ci permette ad andare avanti nella maniera migliore. Vediamo di continuare anche da questa parte nella stessa maniera. Fernando Alonso continua a scrutarci i nostri pneumatici, continua ad annusare
usare il nostro posteriore, tenterà un sorpasso a breve, ma sarà sempre costretto a stare attento proprio perché Jenson Button è sempre dietro di lui. Attenzione, vediamo che riusciremo a fare adesso. Perfetto. Mamma mia, questa strategia di carburante prudente è davvero una delle migliori. Non so voi ragazzi, fatemi sapere che carburante utilizzate nelle vostre gare, quando ovviamente effettuate gare del genere anche col bagnato. Cioè io mi sto trovando molto bene con la strategia prudente perché non voglio rischiare molto e quando ho bisogno di un po' di carburante in più so dove prenderlo. Invece con la strategia aggressiva l'ho provata una volta, mi sembra a Monte Carlo, e mi sono ritrovato sempre un po' in ansia di finire il carburante nonostante la grande partenza dovuta al leggero peso ottenuto appunto dalla scarsa quantità di carburante. Quindi fatemi sapere che strategia di carburante usate, quindi visto che non è stato mai un argomento affrontato, però visto che è ovviamente un fattore molto decisivo nelle gare di Formula 1, fatemi sapere che cosa utilizzate voi, ovvero le vostre strategie di carburante, magari se vi distanziate un po' dalle strategie che vi impongono gli ingegneri o qualcosa di diverso. Siamo riusciti a migliorare di 1,5 secondi il nostro caro tempo, quindi siamo a circa 1,52. Mamma mia, attenzione ancora Fernando Alonso dietro di noi a circa 5 decimi di secondo, molto vicino alle nostre chiappe. Eccolo qui, maledizione cerca sempre di superarci. Dannazione, io con questa telecamera vado a finire al muro se non sto attento, quindi meglio stare molto attenti. Vediamo un po' Jenson Button molto lontano dalla nostra posizione. Potete vedere che la nostra massima velocità è di circa 320 km/h nonostante la pioggia. Attenzione, si esce un attimo fuori pista. Fernando Alonso tenta il sorpasso, pneumatico contro pneumatico, ci tocca il posteriore, ma probabilmente grazie al nostro Kerz siamo riusciti a recuperare il tutto e Jenson Button ha approfittato il tutto per superarci. Abbiamo perso il secondo che avevamo prima guadagnato, maledizione, con un attimo di, come dire, con un attimo di distrazione abbiamo perso il tutto. Vedete un po' com'è semplice perdere tutto quello che abbiamo fatto. Ancora dietro di noi Fernando Alonso tenterà il sorpasso, è ancora costretto a rimanere dietro, ma vedete un po' Jenson Button anche dietro di lui attende proprio la mossa ideale per sorpassarlo. Grande appunto, questi due piloti quest'oggi ci stanno facendo veramente sognare. 4 giri alla fine, spero davvero che nel Gran Premio di Brasile, ovvero a San Paolo, spero proprio che sia che ritroviamo davvero un tempo molto più intenso di questo, ovvero magari una bella gara sull'asciutto per concretizzare i nostri risultati. Magari ci saranno più tensioni con la sosta ai box. Davvero queste dannate gare sul bagnato continuano a capitare, perché forse nella prima parte della nostra avventura abbiamo affrontato tutte le gare sull'asciutto, non si sa mai. Speriamo davvero che le ultime gare siano, come dire, spingi al massimo, non farti raggiungere. maledizione, forse il nostro ingegnere ci ha riferito qualcosa, è andato a spiare, come dire, i box avversari, forse ha inteso che il nostro Fernando Alonso intende sorpassarci prima della fine del nostro Gran Premio, quindi sicuramente ha utilizzato una strategia un po' più diversa dalla nostra. Abbiamo ancora 3 giri al massimo da spingere, quindi ancora ce la possiamo fare. Fernando Alonso ci vuole superare, abbiamo perso un bel po' di tempo, circa 1,5 secondi, dobbiamo recuperarlo. Cerchiamo di mantenere l'attenzione al massimo. Ok, oh, si esce un attimo fuori pista. Fernando Alonso continua a essere dietro di noi, vediamo se possiamo distanziarlo con un po' di Kerz. Mamma mia, l'intera troupe di piloti proprio dietro di noi, un vero e proprio serpentone, una gara proprio col fiato sul collo. Date un'occhiata all'integrità dei pneumatici, stiamo davvero rischiando grosso. Ed ecco Jenson Button tenta il sorpasso. Mamma mia, avete visto appunto nella mappa, Jenson Button era riuscito, come dire, a uscire un attimo dalla sua scia e a tentare il sorpasso, ma non è riuscito a effettuarlo. Appunto le gare sul bagnato compromettono tanto, soprattutto i sorpassi, proprio perché non è possibile utilizzare il DRS, quindi ovviamente il serpentone rimane come al solito, come ovviamente sin dalla partenza la maggior parte dei casi, tranne se ci sono particolari sorpassi nelle zone ovviamente dove ritroviamo delle curve. Quindi davvero voglio trovare una gara sull'asciutto per sfruttare nuovamente il nostro DRS che ci ha fornito davvero grandi possibilità in passato. 3 giri alla fine, vediamo quello che si riesce a fare, siamo molto vicini al nostro traguardo, sono davvero molto curioso di capire quello che accadrà al termine della nostra avventura, soprattutto di questa fantastica gara. Vi ripeto, è uno dei miei gran premi preferiti, fatemi sapere soprattutto le vostre opinioni su questo Gran Premio, perché davvero lo reputo uno dei migliori in Formula 1, perché è uno dei più veloci, uno dei più scattanti, dove davvero l'autovettura e le abilità del pilota vengono messe a grande, come dire, sotto grande sforzo. Vediamo di continuare da questa parte. Potete vedere che grazie alla barra antirollio anteriore e posteriore impostata al massimo abbiamo i nostri pneumatici posteriori molto usurati. Spero di non scoppiare ragazzi, perché davvero sarebbe un colpo di sfortuna enorme dopo la seconda posizione guadagnata grazie a una partenza fenomenale. E ancora Fernando Alonso tenta di sorpassarci, ancora dietro di noi potete vedere che cerca di annusarci i pneumatici che ormai fanno fuoriuscire dal loro interno un po' di lava. Potete vedere che siamo completamente incandescenti. Vediamo di continuare, certo, potete vedere dopo tutti questi grandi giri è un altro
altri 2 secondi recuperati circa. Mamma mia, vediamo un po' di quello che possiamo fare. Oh mio Dio, stiamo molto attenti. 4 decimi di secondo i nostri avversari, tutto il serpentone dietro di noi. Vediamo di continuare, 2 giri alla fine. Adesso è arrivato il momento di utilizzare, come dire, la nostra miscela 3 elevata per recuperare un po' su Fernando Alonso e lasciarlo un pochino, come dire, nelle retrovie. Adesso terremo soprattutto d'occhio il nostro carburante per capire più o meno quello che succede più da vicino. Ok, attenzione, soprattutto questo assetto è molto più aggressivo, soprattutto la frenata dovrà essere molto più controllata. Vediamo quello che combina ancora dietro di noi, dannazione. Vediamo un po' i pneumatici, ho paura per il pneumatico posteriore sinistro, mamma mia, non vorrei che scoppiassi proprio al termine della gara, mamma mia, dovrebbe essere una cosa davvero molto ma molto brutta. Vediamo di continuare, mi sembra che è successo una volta, non mi ricordo, forse in Formula 1 2011, ero al termine dell'avventura, della gara, a 2 giri dalla fine mi è proprio scoppiato un pneumatico e saltato appunto in aria, quindi dobbiamo stare davvero molto attenti. Non mi è mai capitato in Formula 1 2012 di scoppiare, tranne qualche volta in cui in prove libere ho investito appunto contro un muro, però davvero in gara mai. Speriamo davvero che non accada mai. Attenzione che Fernando Alonso è ancora dietro di noi, maledetto. Abbiamo ancora 2 giri disponibili, potete vedere il carburante come inizia a terminare con la miscela elevata. Riusciamo a distanziare i nostri avversari, però continuiamo a stare con un po' di tensione. Attenzione, si perde aderenza. Oh mio Dio, davvero fasi della gara molto complicate. Ok, vediamo quello che siamo riusciti a fare. Stiamo mantenendo un basso profilo per adesso. Andiamo anche da questa parte, terzo settore. Rimane circa un giro, anzi 2 giri o poco più alla fine. E Fernando Alonso dentro il sorpasso, eccolo, costretto nuovamente a rientrare. Mamma mia, sto andando davvero molto piano per evitare di finire fuori pista. Ok, sguinzagliamo tutta la nostra potenza. Vediamo quello che riusciremo a fare. Forse siamo riusciti a migliorare ancora più. Ok, siamo riusciti a ritardare ancora di 4 decimi. Vediamo di continuare, vediamo quello che riusciamo a fare adesso in questa prima curva. Dai che ce la facciamo, la nostra vittoria è in pugno. Abbiamo ancora 2 giri da affrontare. Mamma mia, ancora Fernando Alonso dietro di noi. Ma proprio chissà dove è finito Pastor Maldonado, non riesco più a trovarlo, mamma mia. Probabilmente sarà intorno alla 10ª, 12ª posizione. Non so in qualifica come fa sempre a superarmi, davvero una potenza questo ragazzo, però alla fine in gara non riesce a essere concreto come lo è in qualifica. Vediamo di continuare anche da questa parte. Proprio per 12 giri interi, 13 giri non ha smesso di piovere neanche un secondo. Questa dannata pioggia continua sempre a limitarci. Potete vedere, guardate quanto siamo riusciti a distanziare Fernando Alonso in queste prime fasi. Segue a 1 secondo di distanza, spingi al massimo, non farti raggiungere. Ecco, 1 secondo di distanza grazie al nostro carburante, come dire, più aggressivo, molto più intenso, riusciamo a distanziare il nostro avversario in maniera proprio decisa. Spero davvero che Jenson Button riesca in questi ultimi 2 giri a superare Fernando Alonso in modo tale che lo abbiamo un pochino molto più vicino per quanto riguarda ovviamente la classifica piloti e costruttori, perché vi ricordo che questo campionato è uno dei più belli che ho vissuto, proprio perché i piloti si ritrovano appunto uno accanto all'altro per quanto riguarda il punteggio. Non c'è nessuno che ha raggiunto, come dire, un punteggio che non è raggiungibile. Ancora in questi Gran Premi è possibile raggiungere anche la prima posizione, però dobbiamo stare molto attenti, ecco, a non effettuare stupidaggini del genere. Oh mio Dio, stavamo per finire fuori pista. Attenzione che dobbiamo mantenere sempre la calma. Vediamo adesso di scalare un pochino il carburante all'intensità, come dire, al livello minore, per evitare di combinare quindi stupidaggini del genere. Vediamo di mantenere, come dire, il carburante sempre nella sezione normale. Abbiamo cercato di rallentare, ovviamente di aumentare la nostra possibilità, però ovviamente il nostro caro Fernando Alonso è sempre dietro di noi. Ok, carburante normale, non voglio combinare stupidaggini. 14° giro, ultimo giro, abbiamo 16 curve davanti a noi, dobbiamo stare molto attenti, affrontiamole una alla volta. Oh no, Fernando Alonso ancora dietro di noi in questo ultimo giro, non voglio farmi superare. Potete vedere che i nostri pneumatici ne risentono molto, date un'occhiata alla loro integrità. Cerchiamo di mantenere il nostro KERS per l'ultima fase del nostro circuito, dove ci saranno soprattutto più problemi. Continuiamo ancora alla 3ª posizione. Dai, Jenson Button forse riesce a completare il sorpasso, ma niente, è costretto a rientrare. Ancora questa dannata pioggia, vediamo se ce la facciamo. Forza che ce la facciamo. Ancora Fernando Alonso, 3ª posizione. Molto bene, soprattutto nella nostra partenza. Potete vedere che non abbiamo neanche graffiato la nostra autovettura dopo i grandi contatti che ci sono stati anche da parte degli avversari. Mamma mia, un'ottima partenza. Ok,
avanti, andiamo con calma, avanti, voglio portare a casa questo secondo posto, un'altra bella coppa nel nostro scaffale, che ci sono le ragnatele per quanti gran premi che abbiamo saltato, avanti che ce la facciamo, questo secondo posto potrebbe essere fondamentale, forza ragazzi, secondo pit stop, secondo settore, siamo un po' emozionati anche per il nostro grande podio che stiamo per andare ad abbracciare. Sicuramente a breve Lewis Hamilton vincerà la gara, è molto più lontano da noi, vediamo un po', attenzione, eccolo, vince Lewis Hamilton con un grande vantaggio sulla nostra posizione, siamo riusciti però a tenerlo a bada per diversi giri, attenzione. Eccoci nuovamente al terzo settore, avanti abbiamo tutta una schiera di piloti dietro di noi che probabilmente tenterà il sorpasso, dai che ce la facciamo, eccoci all'interno di questa curva, avanti, manca poco al nostro sogno, vediamo adesso quello che potremo fare più avanti, ancora i nostri pneumatici usurati, non voglio scoppiare nelle ultime curve, attenzione che forse questi dannati turisti ci buttano i chiodi davanti alla nostra, oh, attenzione, ci buttano i chiodi, continuiamo. Forza che ce la facciamo, manca poco arrivare al muretto, Fernando Alonso dietro di noi ed ecco che riusciamo a ottenere la seconda posizione all'interno di questo fantastico Gran Premio della Corea. Come potete vedere siamo riusciti a ottenere questi fantastici punti che ci permetteranno di continuare nella nostra avventura. Jenson Button quarto posto, adesso sono curiosissimo di vedere cosa dirà appunto il nostro ingegnere. Secondo posto, una prestazione davvero eccellente. Grande amico mio, potete vedere che ci ritroviamo a 18 punti nei confronti di Jenson Button che ne ha ottenuti ben 12, quindi 6 punti di vantaggio. Mi dispiace di non aver ottenuto la prima posizione, però davvero Lewis Hamilton andava come un treno e non potevo rischiare, come dire, con il carburante al massimo nei primi giri, proprio perché era davvero un rischio. Già la seconda posizione mi andava molto ma molto bene. Sei ancora al terzo posto nella classifica piloti. Potete vedere che abbiamo raggiunto il terzo posto nella classifica piloti, il nostro Jenson Button 163 punti, l'abbiamo distanziato parecchio, adesso il nostro bersaglio è Lewis Hamilton, potete vedere che ha raggiunto 211 punti contro i nostri 185, ancora mancano 5 gare, anzi 4 gare disponibili, quindi ancora abbiamo grandi possibilità per ottenere quindi il nostro grande sogno, magari la seconda posizione potrebbe essere una grande cosa appunto per la nostra scuderia. Adesso vedremo un po' da vicino quello che succede, andiamo all'interno dei nostri box, finalmente siamo riusciti a uscire dalla nostra autovettura che era davvero piena zeppa d'acqua, eravamo a respirare con il tubo e con la maschera di quanta acqua vi era appunto all'interno dell'abitacolo. Ricopriamo quest'oggi la seconda posizione nonostante un ottimo tempo di 1.53 circa, 1.52.900. Adesso a termine gameplay vi farò vedere appunto le qualifiche, quello che siamo riusciti a ottenere soprattutto nel gameplay precedente, solo un breve video per farvi capire appunto il tempo che sono riuscito a ottenere. Attenzione, Van Helgen sta lasciando la Williams, alcune fonti sostengono che Edward Van Helgen lascerà la Williams alla fine del campionato, a quanto pare più di una scuderia ha reso noto il proprio interesse nei confronti del pilota e a breve dovrebbe essere fatto un annuncio ufficiale. Mamma mia, è arrivato il grande momento. Michael Schumacher batte il proprio compagno di scuderia e sono felice per te amico mio. Ovviamente anche Martin Whitmarsh complimenta Lewis Hamilton che ha ottenuto la grande prima posizione. Frank Williams è entusiasta per il podio di Van Helgen, tutti i piloti puntano alla vittoria, ma se il primo posto non è possibile allora l'obiettivo diventa classificarsi fra i primi tre. Ovviamente è un ottimo bottino quello che siamo riusciti a portarci a casa quest'oggi, raggiungendo anche il 10° posto e sbloccando anche un ottimo bonus, come dire. È arrivata un'offerta, vediamo un po', spizzichiamo all'interno della sezione delle offerte. Vediamo un po'. Allora, ho delle ottime novità per te. La Williams ha ufficialmente inviato una richiesta di rinnovo. Sir Frank Williams ha detto che hai fatto un ottimo lavoro quest'anno e che sei al centro dei loro piani per il futuro. Vorrebbe che continuassi a lavorare con lui e che rimanessi alla Williams l'anno prossimo. Fammi sapere cosa decidi e il resto penserò io. Se nel frattempo la situazione dovesse cambiare ti farò sapere. Allora ragazzi, abbiamo davanti a noi l'opportunità di rinnovare il contratto con la Williams. Grande possibilità. Sicuramente se non mi arriveranno offerte di lavoro per il prossimo anno rimarrò nella Williams. Siamo riusciti a effettuare un ottimo campionato, potete vedere anche l'usura dei pneumatici che è stata fantastica. Yogenam, il nostro caro team, ovviamente ci consola per la nostra grande opportunità che abbiamo sfruttato. Nono podio della stagione, mamma mia, siamo arrivati qui sentendoci molto sicuri delle nostre possibilità. Infatti proprio quando correvo nelle prove libere mi sentivo che questo era il mio circuito. Il tuo risultato a Yogenam ha dimostrato che avevamo ragione, tu e la squadra siete stati molto professionali. Sir Frank Williams mi ha chiesto di ringraziarti per il lavoro ben fatto. La prossima gara sarà finalmente
finalmente con un po' di tempo asciutto, e qui ci sarà appunto da divertirsi, come dire, a Nuova Delhi, il Gran Premio appunto il prossimo Gran Premio che andremo ad affrontare. Adesso vedremo un po' all'interno delle informazioni quello che accadrà, vediamo un po' venerdì e sabato e domenica soprattutto ci saranno 24, 26 e 24 gradi, quindi ci sarà asciutto, grandi possibilità di sorpasso, ma soprattutto grandi possibilità di divertirci, perché sappiamo tutti che l'asciutto è davvero molto particolare per le sue grandi capacità di far esaltare ovviamente l'animo del pilota. Allora, vediamo un po' dove ci ritroviamo. Allora, siamo al terzo posto con 185 punti, status paritaria, la nostra 4 gare rimaste come potete ben vedere, anche il Gran Premio degli Stati Uniti deve essere molto particolare. Comunque la proiezione della classifica sarà al terzo posto davanti al nostro caro Jenson Button. Rimane l'ultima email, che è quella della sfida di compagno di squadra, che ormai abbiamo superato di parecchio. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un voto o un commento. Ci becchiamo ragazzi al prossimo Gran Premio, ovviamente come dire, di Nuova Delhi. Ciao a tutti ragazzi!